Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Apriamo questa edizione con la cronaca. Tragedia intorno all'ora di pranzo sulla strada dei Vivai a Saonara. Ancora un incidente mortale. La vittima è un motociclista di 26 anni. Il servizio arriva subito. Un'altra giovane vita spezzata lungo la strada dei Vivai nel comune di Saonara in provincia di Padova. A perdere la vita a bordo della sua Honda Davide Bortoletto, 26enne florovivaista che aveva avviato da solo la sua attività e residente nel comune alle porte di Padova. Secondo i primi accertamenti degli agenti della polizia locale del distretto integrato Brenta, il giovane, verso ora di pranzo, in sella alla sua moto Honda, forse in fase di sorpasso, è stato centrato dall'auto guidata da una 38enne residente a Ponte San Nicolò. Il ragazzo è stato disarcionato dal mezzo ed è ricaduto sull'asfalto. Nella stessa direzione di marcia è sopraggiunta un'altra auto con al volante un uomo, sempre di 38 anni, di Piove di Sacco, che l'ha centrato in pieno. Nella carambola il vivaista ha finito la sua corsa fuori controllo contro il guardrail. Sul posto subito i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Legnaro. Per il ragazzo però non c'è stato nulla da fare. Una strada pericolosa, la strada dei Vivai, dove i primi giorni di giugno aveva perso la vita un 21enne. Davide Bortoletto era molto conosciuto a Saonara, dove viveva e lavorava insieme alla sorella gemella. Forte il dolore della comunità, per voce della sindaca Michela Lazzaro. Era un gran lavoratore, una persona molto buona, lavorava nella sua azienda insieme con la sorella Alice, sorella gemella Alice e la mamma, anche il papà. E è veramente un ragazzo d'oro, sicuramente un ragazzo che manterrà tantissimo. E sicuramente la nostra comunità è vicina alla famiglia, siamo vicini ad Alice, alla mamma, al papà, ed è una tragedia che ci colpisce tutti, colpisce sempre quando avvengono queste cose, soprattutto quando vengono a mancare persone così giovani, così attive, così conosciute anche con grandi persone buone. E stanotte un 54enne residente a Jesolo è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo via Colombo mentre si trovava in sella alla propria bicicletta nel pressi del canale Cavetta. È finito in acqua morendo all'istante. Alla guida della vettura c'era un giovane del posto che ha immediatamente lanciato l'allarme e chiesto l'aiuto dei passanti per cercare di individuare il disperso nell'acqua. L'incidente stradale si è verificato attorno alle 22:30. Inutile il seppur tempestivo arrivo in zona del personale sanitario del SUEM. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'uomo senza vita qualche minuto dopo il loro arrivo, su segnalazione di alcuni passanti che lo avevano visto riaffiorare. Rilievi da parte dei carabinieri con il supporto della polizia locale per la gestione della viabilità. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Vicenza per raccontarvi di un blitz dei Notava nel quartiere Ferrovieri, barricate degli attivisti a ridosso del Bosco di Calte, dove a breve inizieranno i cantieri dell'alta velocità. Nella zona deve entrare il personale di Iricav, ma i manifestanti si sono incatenati al cancello. Ci racconta tutto Daniele Garpin con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Si conferma, siamo in via Maganza sul ponte sul Retrone. Alle mie spalle è l'ingresso del Bosco Calte, proprio alle nostre spalle. Ci hanno appena fatto spostare per un'ulteriore operazione che la polizia sta seguendo, proprio dopo aver sgomberato il primo cancello, quello che era stato barricato da parte degli attivisti che stanno qui da alcuni giorni, alcuni hanno trascorso la notte proprio nei boschi di questo primo cantiere che diventerà poi un cantiere della TAV, il primo nel comune di Vicenza, che come era stato ampiamente annunciato diventerà poi base per tutte quelle che saranno le operazioni di quello che è il grandissimo cantiere che interesserà la città per i prossimi 10 anni. Era stato annunciato questo scontro, infatti fin dalle prime luci di questa mattina c'era stato un primo avvertimento proprio dalla questura che si era mobilitata perché gli attivisti hanno trascorso la notte qui, potrebbero essere oltre un centinaio almeno, e
si hanno costituito una serie di barricate, le hanno addossate al cancello con una serie di catene e spranghe che sono state, insomma, in questo momento sono a lavori poi i vigili del fuoco con i vari strumenti per riuscire a smantellarle. Diciamo che al momento, nonostante la tensione, perché era stato chiesto dalla polizia fin dalle 8 del mattino agli attivisti di, insomma, allontanarsi pacificamente, molti invece hanno preferito restare, essere sul posto, sulle barricate. Sono stati sollevati di peso, saranno stati almeno 5 attivisti, ma in realtà è solo una dimostrazione. Sono stati caricati su un pullman, sono stati trasportati via, insomma, in maniera pacifica per il momento. Dicono che vogliono lottare per evitare lo scempio di quello che si rappresenta questa mega struttura per la città, e difendono questo bosco, ma non solo. Al momento i vigili del fuoco, come vedete, stanno proprio togliendo le catene del primo cancello, ma abbiamo già visto che sul percorso che porta all'interno del bosco ci sono altre barricate e probabilmente altre iniziative che al momento non sono ben chiare, promettono, insomma, di fare quello che potranno gli attivisti per insomma, ostacolare questa grande struttura, ma oggi è l'inizio ufficiale nel comune di Vicenza di questa lotta che era stata, insomma, annunciata e che appunto ha mobilitato, ricordiamo, forze di polizia, soprattutto di varie specialità. Parliamo della squadra mobile, del reparto appunto dell'antisommossa di Padova, la Digos, più la Carabinieri, Polizia Locale e appunto i pompieri che stanno proprio con i loro mezzi cercando di insomma, smantellare una alla volta tutte queste strutture. Al momento, ripeto, la situazione, pur con la tensione, sembra che ci fosse anche una bambina incatenata in uno dei cancelli all'ingresso questa mattina, ma non mollano, insomma, chi ha intenzione di creare, insomma, più difficoltà in questo momento si è fatto proprio sollevare di peso e portato via, ripeto. Noi seguiamo la situazione e vedremo che continua a essere comunque molto delicata e eventualmente chiederemo la linea. A voi studio. Grazie a Daniele Garbin e Simone Squarcina in collegamento da Vicenza. Si è presentato ai carabinieri di Valdagno dopo l'incidente mortale a Cereda e un minorenne, il responsabile dell'urto che ha provocato la morte di Paolo Michelini, il 62enne, che ha perso la vita mentre spingeva a mano la sua bicicletta. Colpo di scena sulla tragedia stradale di Cereda. È un sedicenne della Valle del Lagno ad aver urtato col suo scooter nella notte tra venerdì e sabato Paolo Michelin, il 62enne che a quanto pare stava spingendo a mano la sua bicicletta in via della Madonnetta, a circa 200 metri da Contrada Pettenello. Il giovane, dopo un giorno di silenzio, si è presentato spontaneamente in caserma dai carabinieri di Valdagno, accompagnato dai genitori. In effetti l'orientamento sin dal primo momento era che a causare la tragedia stradale fosse stato proprio uno scooter, come avevano ipotizzato alcuni residenti del posto. Io ho sentito un piccolo colpo, ma siccome passano tante moto, poco prima mi pareva di aver sentito anche un rumore di uno scooter, una moto, insomma. Il giovane dopo l'urto si è allontanato, ma è da accertare, oltre alla dinamica, anche se e quanto fosse effettivamente consapevole delle conseguenze dell'incidente, visto che la vittima nel cadere avrebbe poi battuto fatalmente la testa. Una strada comunque che, come segnalano i residenti, appare pericolosa. Questa è sempre stata una strada pericolosa, bisogna mettere dei dossi, inutile. Oggi, alla luce delle ultime novità, è intervenuto il sindaco di Cornero Vicentino, Francesco Lanaro, che parla di tragedia nella tragedia. Siamo di fronte a una tragedia nella tragedia. Oltre alla morte del nostro concittadino, troviamo oggi sui giornali che l'investitore era un ragazzo di 16 anni, residente nella Valle del Lagno e che pertanto si è costituito accompagnato dai propri genitori. Confidiamo adesso nel lavoro della magistratura. Da Cornero Vicentino ci spostiamo nel padovano a Casal Serugo perché dopo 17 anni c'è una possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Maria Pellegrini, all'epoca 78enne, che era stata trovata morta nella sua villetta. Novità sulle tracce di DNA.
C'è una svolta, le indagini ripartono dopo 17 anni e ci sarebbe un indagato. Quell'omicidio aveva scosso l'opinione pubblica, se n'era parlato quasi ogni giorno per mesi. Poi il clamore si era spento quando le indagini erano finite in un vicolo cieco. Era l'8 dicembre 2008, la vittima è Maria Pellegrini, un'ex maestra in pensione che vive da sola in una villetta di Casalserugo. Ricca proprietaria immobiliare, era stata trovata nel suo letto il giorno dopo, in camicia da notte con il nastro adesivo attorno alla bocca e al collo. Una finestra forzata, ma dalla casa non era sparito nulla di valore. I carabinieri hanno cercato per mesi movente e colpevole, ma nulla, nessun indagato, tante piste senza sbocchi. Ora, grazie alla tecnologia, qualcosa si muove. Potrebbe esserci compatibilità tra le tracce di DNA trovate nella villetta e una persona. Si tratta di un albanese già in carcere per altri reati e con molti alias. La procura di Padova avrebbe chiesto l'intervento del RIS di Parma, che anche all'epoca passò al setaccio la casa. Verranno nominati tecnici e si effettuerà la comparazione dei DNA. E così uno dei casi di omicidio più complicati degli ultimi anni potrebbe essere risolto. Ora vediamo notizia di un'aggressione notturna per la quale un 30enne senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri di Tiene. Tiene, lui è uno straniero 30enne senza fissa dimora, ma regolare in Italia. Secondo le indagini dei carabinieri è l'uomo che nelle prime ore del 28 giugno, in via San Giovanni Bosco, durante una lite per futili motivi, avrebbe colpito un 20enne del posto con un fendente al volto utilizzando un'arma da taglio. La vittima fortunatamente ha riportato lesioni lievissime e poi ha sporto denuncia. I militari della stazione di Tiene hanno denunciato in stato di libertà l'immigrato con l'accusa di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Allora, il violento incendio che è scoppiato al garage Venezia a Pordenone, sono state distrutte una Lamborghini e una Rolls Royce. I danni ammontano a circa 600.000 euro. A Pordenone il garage Venezia si è svegliato facendo la conta dei danni dopo il violento incendio che ha coinvolto la struttura nella tarda serata di ieri. Erano da poco passate le 19 quando il cavaliere Mario Ruoso, titolare del garage, era rientrato a casa. Alle 19:45 le fiamme e il fumo hanno avvolto il deposito, distruggendo completamente una Lamborghini e una Rolls Royce parcheggiata all'interno. Secondo una primissima ricostruzione, da quanto riferito dallo stesso Ruoso, il rogo sarebbe partito proprio dalla Lamborghini, nella quale erano state collocate alcune documentazioni precedentemente spostate dal suo ufficio. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in forze con 3 unità e 2 autobotti e hanno lavorato fino all'1:15 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Oltre ai 2 veicoli di lusso è stata seriamente compromessa anche una parte del garage. Il danno complessivo stimato si aggira attorno ai 600.000 euro. Sulle cause esatte dell'incendio stanno indagando gli inquirenti. E invece di una ferita, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato in via Rosmini a Bassano del Grappa. Una mancata precedenza all'origine dell'incidente stradale che si è verificato in via Rosmini all'altezza dell'incrocio con strada Travettore a Bassano. Dall'impatto una Fiat Panda condotta da un'anziana del posto è finita a ruote all'aria a bordo carreggiata. Ferita la donna che non avrebbe rispettato lo stop immettendosi direttamente in via Rosmini proprio mentre stava sopraggiungendo da est una Volkswagen T-Cross guidata da un 27enne di Marostica appena smontato dal turno di lavoro in ospedale. L'infermiere si è trovato davanti l'utilitaria e non è riuscito a evitare l'impatto nonostante la frenata. Sul posto, per i rilievi e la regolazione del traffico, gli agenti della polizia locale. Per estrarre la donna dall'abitacolo, portata in ambulanza al San Bassiano, sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Cavaroncello e intanto i residenti denunciano la pericolosità di quel punto della viabilità cittadina, soprattutto in questi giorni di lavori per la sistemazione dei sottoservizi. Non rispettano i limiti, però adesso ci sono dei problemi di lavori e anche questo, però questo qua è stato sempre un incrocio difficile a gestire, però se si rispettano i limiti credo che certi incidenti non arrivano. Lei diceva che questa strada è una strada pericolosa, un punto nero della viabilità cittadina perché succedono sempre troppi incidenti. Non solo questa, anche altre. Purtroppo non c'è nessun controllo, sensato manca il personale, questa è un'altra cosa, perché senza personale non si può fare i controlli, ma però
però dopo succede queste cose qua. Sì, ci sono i lavori in corso, ma la gente corre. Corre, cioè non rispetta proprio i limiti di velocità, no? Perché nonostante tutto comunque è centro cittadino, non è una strada ad alta velocità, capito? Ma siete preoccupati voi che vivete qua? Certo che siamo preoccupati, anche perché comunque entrano anche in divieto di accesso, quindi io mi accorgo che ci sono automobilisti che non rispettano i codici stradali. Paura sulla linea 10 degli autobus di Trieste. Un gruppo di giovani è stato aggredito da un ubriaco di origine balcanica a San Giacomo, il bilancio di 2 feriti. Ennesimo episodio di violenza sulla linea 10 degli autobus della Trieste Trasporti. Un uomo di origine balcanica in evidente stato di ebbrezza è salito a bordo della vettura e ha iniziato a minacciare, a insultare, a rivolgere epiteti pesanti a un gruppo di ragazzi, in particolare a uno di colore che si è messo tra l'altro a difesa degli altri giovani. Dunque questo uomo di origine balcanica ha scagliato una bottiglia addosso ad uno dei giovani che viene proprio in questo momento, stiamo registrando mentre succede, medicato dagli uomini del 118. Il ragazzo di colore si è messo a difesa del gruppo di amici, che sono un gruppo di amici misti, e si è messo a difesa. Questo voleva fare botte subito ed era in stato di alterazione alcolica spaventosa. Ovviamente è stato fermato l'autobus qui all'altezza di via San Giacomo in Monte 22, sono scesi tutti i passeggeri in uno stato d'ansia e paura perché chiaramente volando bottigliate qualcun altro poteva rimanere ferito ed è scattato l'intervento della polizia, dei carabinieri, degli uomini, dei tecnici di Trieste Trasporti e poi naturalmente per appurare la situazione sanitaria dei due, perché l'uomo in forte stato di ebbrezza che ha causato tutto questo problema e ha causato l'aggressione, una volta sceso a terra è caduto, ha sbattuto la testa contro lo spigolo del marciapiede infortunandosi in modo molto serio. Ovviamente all'origine del tutto i forti problemi di alcol del soggetto che anch'esso è stato ricoverato all'ospedale. E adesso parliamo di maltempo, ci colleghiamo innanzitutto in diretta con Daniela Sizia che assieme a Nicoletta Rizzetto si trova a Cordignano dove è stata una notte di allagamenti e di paura per l'esondazione del Meschio. Buongiorno Daniela. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Cordignano, proprio nel cuore del paese. Qui è stata una notte di incubo, una notte davvero di paura perché il Meschio è tracimato allagando negozi, abitazioni. C'è qualcuno che ci ha raccontato di essere riuscito a scappare in tempo perché si è alzato tutto in pochissimi minuti e di essere salito in casa per evitare di essere travolto dall'acqua. Una forza in mare, abbiamo visto che non hanno retto le paratie, non hanno retto i portoni, addirittura ha divelto i cancelli. Sono con il sindaco di Cordignano. Sindaco, una notte davvero da incubo. Sì, è stata una notte veramente difficile perché il Meschio è esondato in più punti a Cordignano, tra cui la piazza, alcune zone residenziali a Ponte della Muda. Ma questa volta non solo il Meschio, prima del Meschio erano esondate le Obole e il torrente Friga, quindi praticamente gran parte del territorio comunale questa volta è finito sott'acqua. È stata un'ondata di piena eccezionale, so che questo non è una giustificazione, però questo è il dato oggettivo. Il risultato lo vediamo, diverse attività sott'acqua, famiglie, condomini che tuttora stanno lavorando portando fuori oggetti tutti coperti di fango. Alla mattina avevo visto purtroppo 2 aziende finire in fumo dal fuoco e stanotte ho visto altre aziende completamente sommerse dall'acqua. Ecco, acqua e fango purtroppo, grazie Sindaco. Le faccio un'ultima domanda prima. Guardate sul muretto tutto quello che si poteva portare fuori. Addirittura in un'osteria ci dicevano che i vasi, le bottiglie sono finiti in fondo al paese. Dunque è una situazione davvero difficile. Sindaco, che cosa si può fare? Lei ci diceva del bacino di laminazione. Sì, l'unica soluzione che si può fare per evitare queste tragedie è quella di fare questo bacino di laminazione a monte della confluenza della Friga e del Caron nel fiume Meschio. Il progetto è avviato, è stato finanziato, però bisogna agire, bisogna fare presto, perché altrimenti alla prossima perturbazione Cordignano finirà di nuovo sott'acqua. Solo quel bacino lì potrà dare una risposta, una soluzione a questi problemi.
Grazie Sindaco, grazie davvero. Noi intanto vi facciamo sentire la testimonianza di alcuni cittadini che abbiamo sentito questa mattina, anche la rabbia della gente che da questa notte che lavora e che porta via fango, acqua, e si è visto insomma parte delle merci anche che erano nei negozi, tutto da buttare via. E vi faremo vedere anche una gelateria, una storica gelateria che è qua alle mie spalle, che è stata praticamente completamente distrutta. Intanto vi faccio sentire le voci di questi cittadini e poi vi faccio vedere questa gelateria. Non entra da qua perché avevo la paratia, entra da dietro e col fango e tutto. Guarda, veda tutta stanotte e stamattina che siamo qua, 3-4, che poco. Vede là, va giù e vede il cancello, che è quello del Cristina, quello è caduto sulla strada dal peso dell'acqua. Addirittura è caduto il cancello dal peso dell'acqua? L'acqua, sì. Ma l'acqua è entrata tutta qua perché non defluiva, perché le veniva tutta su un colpo, no? E quindi... Ma non vi avevano preallertato di questo? Beh sì, avevo ammesso infatti le paratie, ma non servono. Perché l'acqua era fin qua, tutto sporco qua. È un casino. Non si può trovare una soluzione per questo qua? Bisogna trovare una soluzione, dice. Non lo so, penso di sì. Paura anche? Tanta, perché c'è anche un bambino di 9 anni che lui non aveva mai visto una roba di genere e si è spaventato un po'. E queste cose non aveva mai visto. Da dietro il Cristina è cominciato, qua, l'albergo qua. Ed è venuta giù? È tutta fuori, sì. Il cancello qua là in mezzo si è staccato. Dalla forza dell'acqua? Sì, sì, sì. Ed è arrivato, abbiamo visto, c'è fango di tutto, che è un disastro. Sì, sì. È stanotte che lavorate? Sì, fino alle 5 di stamattina siamo qua a pulire. E non è la prima volta questa? La mura si è spostata, si sta aprendo, la mura del Meschio. Che se si apre è un disastro totale. Guarda, vai sulla mura e vedi. Se si apre... La prossima volta paga loro la prossima volta. Perché noi non basta. Siete anche arrabbiati, giustamente. Se arriva il sindaco te ti do che va dentro e di anche se passa qua è Zaia, di che passa per qua. E posso andare in giro con i trattori con la Ia. Di che passa per qua Zaia. Stavolta. Avete sentito, non bastano paratie, non basta nulla, la forza dell'acqua è davvero entrata ovunque, ha devastato tutto. Se avete sentito, avete visto, questa gelateria è andata completamente distrutta da questa notte che lavorano, lo vedete, le poltroncine, le sedie, il bancone adesso è tutto chiuso e tutto distrutto. Dal 2020 non è cambiato niente, io sono con una delle titolari di questa gelateria. Avete fatto appena in tempo a scappare e a andare nel piano a un monolocale sopra perché la forza dell'acqua era... Sì, esatto, è esondato rapidamente, di conseguenza abbiamo avuto giusto il tempo per andare al piano di sopra e appunto nel nostro caso il danno è stato che è esondato la parte dietro del nostro negozio dove abbiamo il giardino e da lì appunto poi si è alzata rapidamente e ha sfondato anche la porta nonostante le paratie e tutto il necessario che era stato fatto perché ormai è un problema costante e si cerca sempre di mettersi a riparo come è possibile, però paratie non sono state sufficienti perché era esagerato, l'esondazione è stata troppo forte e di conseguenza appunto ha sfondato la porta e da lì è poi entrata l'acqua e ha distrutto il locale. Si è salvato qualcosa? Niente, non c'è nulla, tra macchinari, arredamento, giardino, tutto distrutto, tutto.
Ecco, avete sentito poi, insomma, non vogliamo disturbarla oltre perché da questa notte che sta lavorando, che sta buttando fuori il fango e soprattutto il vedere davvero il suo esercizio che è andato distrutto non è la prima volta. E ci diceva il sindaco la priorità ora è questo bacino di laminazione perché altrimenti alla prossima perturbazione l'acqua torna a salire e queste immagini saremo davvero costretti a vederle. Voi sperate davvero a questo punto in un bacino di laminazione? Speriamo in una soluzione che sia adeguata e al più presto anche. Questo parlo per chiunque ha attività, negozi o chi soprattutto anche abita, perché è un problema costante, quindi ogni volta che c'è maltempo c'è preoccupazione, c'è angoscia perché ogni volta può accadere, quindi di conseguenza è un problema serio, lo è sempre stato, lo è da anni, ma purtroppo finora non è stato fatto quello che è da fare per riuscire a dare un sospiro di sollievo alle persone. Grazie davvero, grazie. Avete sentito, insomma, c'è anche rabbia, c'è disperazione, c'è l'esasperazione di aver davvero lavorato tutta la notte per cercare di salvare il salvabile. In questo caso purtroppo non è stato salvato davvero nulla. Abbiamo visto anche un'osteria qua vicino, insomma un disastro, c'è una via che è completamente piena di fango. Buongiorno, questo è il titolare di un'altra dell'osteria, anche lui ha buttato via quasi tutto, ci diceva non salvo più niente di questa osteria, quindi insomma la speranza è che si trovi al più presto una soluzione perché queste scene ormai si sono abituati quasi a vederle e non vogliono di certo più né vederle e né viverle. Da Cordignano è tutto, la linea allo studio. Grazie a Daniela Sizia in diretta con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Ed ora da Cordignano ci spostiamo a Farra di Soligo sempre per parlare di danni provocati dal maltempo. Ci racconta tutto Elena Dal Forno con la collaborazione tecnica di Renato Capoia. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Anche qui a Farra di Soligo una bomba d'acqua che ha messo letteralmente in ginocchio questa piccola e bellissima frazione. Qui siamo nel giardino di casa del signor Piotr, che è confinante, come vedete, con il Rio Farra, che è esondato proprio durante la bomba d'acqua perché tutta l'acqua si è ingrossata sotto quel ponticello e chiaramente non è più, diciamo, defluita. Ci racconta tutto proprio il testimone oculare di questa tragedia. Il problema è quello che ho chiamato la comune per pulire qua il canale. Il comune mi ha mandato al consorzio, però adesso è arrivato il titolare, responsabile di quel consorzio, l'ha detto che sotto Ponticello deve fare tutto la comune e qua si ingruma tutta l'acqua, tutti i rami, tutto quanto, mi ha allagato tutto quanto. Ecco, andiamo proprio a vedere i danni, signor Piotr. Ci racconta che cosa è successo? Basta vedere qua. La rete ormai non esiste più, che è stata cambiata un anno fa. E poi andiamo a vedere tutto quello che è successo in questo giardino, che è lo specchio esatto, Filippo, di quello che è successo poi in tutte le altre attività produttive di Farra, perché l'acqua è esondata e poi è andata giù nella piazza. Qui vediamo la casa. La casa saranno 20-30 centimetri di acqua dentro, si vede a livello, era qua. E poi ancora l'auto distrutta, non parte più. Sì, l'auto ormai non va, sì, è allagata. Si accendevano i luci da soli e ormai è andata. Basta vedere dentro cosa c'è. E poi ancora, Filippo, guardate il garage di questo cittadino com'è ridotto, con pannelli fotovoltaici, le batterie distrutte, acqua e fango ancora dentro, chiaramente tutto da buttare. Sì, per dire è arrivata a 1,20 metri a livello dell'acqua. Fango ovunque, batterie del fotovoltaico sono già andate, qua ormai un pochettino
l'abbiamo sistemato, sì, l'ho tolto quelle robe più grosse, ma quel mobile là pesa 120 kg, era dentro il garage e portava via tutto. Ecco, questo per farvi capire la furia dell'acqua, un mobile di 120 kg portato esattamente a sbattere contro la rete di casa. Poi ovviamente l'acqua, non contenta, è scesa lungo la strada e è arrivata in paese, in piazza. Praticamente qui c'è stata una colata di fango, una colata di detriti e fango che è arrivata giù in paese, ha devastato le attività produttive, proprio quelle che erano di fronte alla chiesa, quindi c'è il parrucchiere, c'è una lavanderia, un bar. Vi daremo poi testimonianze questa sera nei telegiornali della sera con più dettagli e più testimonianze ancora. Farra è in ginocchio. Ricordiamo che il sindaco Perencin ha aperto il centro di raccolta dei detriti, del fango, dei rami, di tutti gli oggetti che sono da buttare via, e quindi è aperto il cerdo dalle 9:30 di questa mattina per poter liberare garage, cantine, scantinati e quant'altro. Io ti restituisco la linea, Filippo, e poi avremo maggiori dettagli questa sera. Grazie mille. Grazie Elena Dal Forno, in collegamento in diretta da Farra di Soligo con Renato Capoglia. Una nuova colata di detriti nella notte ha parzialmente invaso la statale di Alemagna a Doganavecchia di San Vito di Cadore. Stamattina c'è stato un vertice in prefettura convocato dal prefetto Rocco Berton. Ci colleghiamo in diretta con Belluno con Tiziana Bolognani e Tommaso Migot. Buongiorno Tiziana. Buongiorno Filippo. Sì, noi siamo davanti all'ingresso principale della prefettura di Belluno. Da questo portone stanno uscendo alla spicciolata i partecipanti a questo vertice convocato dal prefetto Antonello Rocco Berton per fare un po' il punto sulla questione relativa alla viabilità della 51 di Alemagna e chiaramente condizionato dalla frana di Doganavecchia a San Vito di Cadore da un lato, e poi anche da quanto sta accadendo, quanto è accaduto a Borca di Cadore per la frana di Cancia. Però devo dirvi che c'è la consegna del silenzio e quindi tutti i partecipanti stanno uscendo e sono usciti già alla spicciolata, nessuno fa dichiarazioni. Non le fa neppure il prefetto di Belluno, che ci ha dato notizia di un comunicato stampa congiunto che uscirà nelle prossime ore, e allora sapremo che tipo di decisioni sono state assunte, naturalmente per quanto riguarda la riapertura della statale di Alemagna, che era stata annunciata per la giornata odierna e che invece le condizioni meteo avverse hanno posticipato. Si parlava della giornata di domani, cioè del 9 di luglio, oggi sembra più un'ipotesi più percorribile la riapertura della statale a San Vito all'altezza, la statale di Alemagna a San Vito nella giornata di giovedì. Questa notte c'è stato, in coincidenza con i forti temporali che si sono abbattuti un po' in tutta la provincia di Belluno, c'è stato di nuovo movimento di detriti che hanno invaso la statale di Alemagna praticamente 50 metri dopo la frana della settimana scorsa di 8 giorni fa esatti, però fortunatamente si è trattato di poca cosa, e quindi subito dalle prime ore di questa mattina il personale dell'ANAS assieme ai volontari e alla protezione civile si sono messi all'opera per sgomberare la strada, che è pulita ma che per l'appunto risulta tuttora chiusa, con i disagi di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse ore, disagi soprattutto per i lavoratori, per i pendolari
che sono costretti a spostamenti da e per Cortina di 5 ore abbondanti, andata e ritorno, e si stanno prendendo naturalmente alla spicciolata anche dei provvedimenti. Per esempio si stanno decidendo orari continuati per evitare le soste prolungate dei lavoratori che naturalmente non possono fare ritorno a casa, per esempio per la pausa del pranzo, e qualche decisione dovrà essere presa sicuramente per la viabilità in Valle d'Ansiei, che è la strada che sale ad Auronzo e poi porta al passo Tre Croci per ridiscendere a Cortina, perché lì la viabilità davvero è in grandissima sofferenza. Tutto il traffico infatti si è spostato in quella direzione, anche parliamo di traffico pesante, ci sono difficoltà a ripetizioni causate dai camion che segnalano gli automobilisti sorpassano in maniera poco urbana lungo piccoli tratti di rettilineo, mettendo a repentaglio la sicurezza non solo propria ma anche quella degli altri. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore e soprattutto staremo a vedere e verificheremo che cosa si è deciso da questa riunione, da questa ennesima riunione sulla viabilità della 51 di Alemagna, riunione che si è conclusa, certamente che è durata un paio d'ore, ma i cui esiti saranno resi noti da un comunicato stampa congiunto. Filippo, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani, in collegamento in diretta da Belluno con la collaborazione tecnica di Tommaso Migot. Allora, vediamo quali sono state le situazioni idrometriche avvenute nel corso della nottata. Per quello che riguarda il Meschio, l'innalzamento dei livelli idrometrici hanno provocato, come abbiamo visto, allagamenti a Cordignano, alla sezione di Vittorio Veneto. I livelli hanno raggiunto la quota massima di 58 cm alle 22:30, mentre nella sezione di Cordignano la quota ha raggiunto il picco di 3,43 m alle 23:10. A Monticano è attivo il servizio di piena, ma non sono state segnalate criticità lungo l'asta. Alla sezione di Vazzola di Meschio ha raggiunto all'1:10 di mattina il colmo di una quota di 3,55 m sopra la terza soglia. Nelle sezioni di Fontanelle e Oderzo i livelli hanno raggiunto rispettivamente quota 4,18 m e 2,60 m. Muson dei Sassi, alla sezione di Asolo, l'innalzamento ha raggiunto il picco con quota 2,66 m alle 22, mentre a Castelfranco ha raggiunto i 2,64 m alle 23:50, superando la seconda soglia di guardia. Sulla Venale a Castelfranco Veneto i livelli invece sono rimasti sotto la prima soglia. Per quello che riguarda il Livenza, alla sezione di San Cassiano il livello idrometrico ha superato la prima soglia in lieve crescita. E ora facciamo un salto indietro. L'8 luglio 2015, 10 anni fa, il tornado che devastò la riviera del Brenta, lasciando dietro di sé macerie e gente disperata. La furia del vento sconvolse un ampio territorio, da Dolo a Mira, dove ancora oggi rimangono degli edifici da recuperare. Proprio da Mira vi riproponiamo la testimonianza di una fioraia, Katia, la cui reazione alle violente raffiche di vento rimase una delle testimonianze simbolo di quei terribili minuti. Ed ora ci colleghiamo proprio in diretta con Ilaria Marchiori, che si trova a Dolo in compagnia del primo cittadino. Buongiorno Ilaria.
Buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Se quello che abbiamo appena sentito è stato il grido simbolo di quel tragico giorno che ha colpito la Riviera del Brenta e in quel caso specifico Mira, quella alle mie spalle, ovvero Villa Fini, è il simbolo invece della distruzione che c'è stata qui a Dolo. Gran parte di quello che è andato distrutto è stato ricostruito, ma la villa non ancora, perché ci sono delle questioni che riguardano la vendita. Ma siamo qui insieme al sindaco Gianluigi Naletto per parlare di cosa sono stati questi 10 anni e anche di quelli che sono stati i rimborsi e dell'importanza, no, di questo riconoscimento per poter ricostruire. Sono stati 10 anni di duro lavoro da parte veramente di tanta gente, e a partire da quell'8 luglio, da quel pomeriggio maledetto che ha visto centinaia di persone senza più la casa, con danni alle automobili, insomma un inferno, perché tutte le strade erano bloccate, i cavi elettrici che sprizzavano fuoco da una parte e dall'altra, e vedere queste persone che piangevano, però accanto sorridevano poi perché si vedevano questi angeli delle macerie che arrivavano a flotte a dare una mano, a rimboccarsi proprio non solo le maniche ma anche quasi il cuore e aprirlo. È stato un sollievo che ha dato un'energia straordinaria per poi ad arrivare anche amministrativamente a riuscire a rimborsare tutti coloro che avevano seguito tutto l'iter amministrativo, perché Dolo è stato un modello di riferimento proprio per i danni da vento, quindi da trombe d'aria, da tornadi, con oltre 300 km all'ora, intensità F4. È stato proprio Dolo a garantire una equiparazione dei danni appunto dell'aria a quella del terremoto. Fino a prima invece era agganciata alle alluvioni, quindi con un massimale fino al 20% solo di risarcimento. Ecco, questo è stato un bel salto di qualità che ha permesso a tutti coloro che avevano la forza ma anche la dignità, ecco, e il credere nello Stato di arrivare fino ad oggi ad una ricostruzione quasi completa. Ecco, proprio il caso di dire quando si risorge dalle macerie. Sindaco, per questa sera è stato organizzato anche un evento per non dimenticare. Un evento semplice, però credo intenso, perché farà rivivere quelle che sono state le passioni e appunto quelle sofferenze che, come gli antichi dicono, fanno conoscere, cioè aprono l'uomo a scoprire una forza interiore che mai aveva visto prima. Ecco, quindi sarà dalle 20:30 nel nostro Duomo, che è stato sempre un punto di riferimento assieme al municipio, ricordando il compianto sindaco Alberto Polo e ricordando il parroco proprio stesso, Don Alessandro Minarello, che tanto ha fatto garantendo le prime centinaia di euro attraverso la Caritas ad ogni famiglia. Ecco, riscopriamo questi sensi anche per il futuro, queste testimonianze, per cui la serata sarà all'insegna veramente di una speranza concreta di vita. Devo dire anche il sindaco, lei allora era vice sindaco, fa un certo che ritrovarsi qui oggi sotto il sole cocente, quando in realtà in altre zone del nostro territorio invece sono state colpite dal maltempo. Io mi ricordo quei giorni drammatici perché c'ero anch'io qui sul posto e camminavamo tra le macerie. Oggi sembra quasi impossibile ritrovarci qui a parlarne dopo 10 anni sotto il sole, vedendo una parte di Dolo che era stata distrutta essere rinata. È vero, abbiamo vissuto insieme un periodo dove le scarpe veramente si consumavano per l'essere presenti H24 qui, e desidero anche per coloro i quali vivono in questo istante eventi catastrofici, ecco, di dire non mollate, ecco, perché il resistere implica una scoperta di forze che vi faranno sicuramente superare questi momenti tragici, per poi ricordarli come esercizio anche di virtù. Ecco, speriamo che questo suo consiglio, questa sua spinta possa essere d'aiuto anche a chi in questo momento sta soffrendo. Grazie a Gianluigi Naletto qui da Dolo, è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, in collegamento in diretta da Dolo con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Adesso ci spostiamo invece dalla provincia di Venezia a quella di Vicenza, andiamo ad Asolo perché anche qui si sono verificati dei problemi legati al maltempo. Ci racconta tutto Vanessa Banzato in collegamento con Renzo Rigon. A te Vanessa.
Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Siamo in provincia di Treviso, in realtà siamo ad Asolo, località Villa d'Asolo, e ci troviamo in via della Sega. La scorsa notte, tarda serata di ieri, le prime ore della notte, questa strada era un vero e proprio fiume, un torrente in piena, tanto che le persone che abitano ai piani alti delle varie abitazioni ci hanno detto fuori dal microfono e dalle telecamere che sembrava davvero uno scenario apocalittico. Come vedete, davanti a ogni abitazione lungo questa strada è stata posta una paratia, sono stati posti dei sacchi di sabbia e sale proprio per cercare di limitare l'entrata, l'ingresso dell'acqua proprio nelle abitazioni, sia gli ingressi esterni che quelli più interni. L'acqua che, come ci ha detto una residente, ecco, chiedo a Renzo, ci ha fatto proprio il segno, l'acqua è arrivata a quasi mezzo metro di altezza, una cosa davvero impressionante, un fiume che si è rovesciato proprio in questa frazione. In questa frazione di Asolo, vento fortissimo, acqua che è scesa in maniera violenta e abbondante. Certo è che la gente ci ha detto che è davvero stanca, la gente non ne può più, perché ormai non è più il caso eccezionale, non è più l'episodio di maltempo che accade una volta ogni tanto. Purtroppo questi episodi si stanno ripetendo, ci hanno detto proprio le persone, ci stanno ripetendo ogni anno. Puntualmente, quando piove tanto, c'è il terrore che le abitazioni vengano allagate. Qui è andata anche abbastanza bene, tutto sommato, perché è vero, c'era l'acqua alta, c'era questo fiume che correva sulla strada, che era diventato un vero e proprio fiume, come dicevo, però almeno i danni sono stati limitati. La prontezza delle persone che hanno subito bloccato con delle paratie gli ingressi principali, insomma, ha impedito che ci fossero danni maggiori, ma la gente è davvero esasperata e chiede a chi di competenza, chiede a chi amministra i paesi di intervenire una volta per tutte, perché ormai non è più un caso, non è più un'eccezione, ma sta diventando una quotidianità. E la gente dice: bisogna che chi ha il dovere di pensare alla nostra sicurezza, alla nostra incolumità e a quella delle nostre abitazioni, dei luoghi dove viviamo, si muova davvero. Quindi un appello sì ai sindaci, sì alla regione, ma soprattutto un appello che va lanciato e che viene lanciato agli organi romani. E tra l'altro tutta la fascia dell'Asolano, si diceva, anche la fascia della Castellana è stata colpita dai pesanti episodi di maltempo delle scorse ore. A Castelfranco, ad esempio, pensate, per il vento forte e per la pioggia altrettanto forte che si è abbattuta, un'intera impalcatura di un cantiere è stata abbattuta. Di conseguenza si è scongiurato davvero il peggio, si è rischiato davvero tantissimo, perché se fosse passata una macchina, se fosse passato qualcuno proprio in quel momento, non osiamo pensare alle conseguenze che ci sarebbero potute essere in quel frangente. Adesso noi proviamo a spostarci anche, Filippo, in altri punti del paese, della frazione, perché ci hanno segnalato anche altre località, altri luoghi che sono stati particolarmente colpiti dal maltempo tra ieri sera e la scorsa notte. Quindi andremo un attimino a vedere, andremo in sopralluogo e nel caso ti richiederemo la linea. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento da Asolo con Renzo Rigone. Tra gli effetti del maltempo c'è stato anche l'annullamento del concerto di Sting che era previsto a Bassano del Grappa. Tanta naturalmente la delusione, c'era chi era arrivato anche da molto lontano per vedere questo concerto, ci sono state alcune polemiche, ma comunque poi il cantante inglese ha detto che tornerà ad esibirsi in città non appena possibile. Però sentiamo quali sono state le reazioni dei fan. Il concerto di Sting a Bassano, che proprio dalla nostra città avrebbe dovuto segnare il via del tour italiano, ha fatto registrare, al di là del fatto che sia stato annullato causa maltempo, il tutto esaurito negli alberghi e nelle strutture ricettive. Sting ha portato veramente tanta gente, non solo italiani ma da tutto il mondo. Abbiamo avuto ospiti parecchi, ad esempio dalla Russia, ma anche tedeschi, paesi nordici, insomma, quindi non solo italiani. La delusione è stata tantissima, veramente enorme, perché sono rientrati qualcuno verso le 10, qualcuno un po' dopo, insomma, e con questa amarezza in corpo.
Amarezza in corpo ben comprensibile, visto che l'evento è stato annullato solo una manciata di minuti prima dell'inizio, e tra le persone arrivate a Bassano per l'ex leader Police anche un ragazzo di 27 anni direttamente dalla Russia. Ci ha detto che era il sogno della sua vita vedere Sting, e purtroppo la delusione per lui è stata tantissima. Tra l'altro ha detto che aveva dato fondo a tutti i suoi risparmi per fare questi 4 giorni a Bassano, e quindi è rimasto veramente deluso in un modo impressionante. Noi cercheremo di dare una mano anche noi per quello che potremo fare, perché è una storia veramente toccante. E noi siamo andati a incontrarlo. Come mai sei venuto al concerto di Sting? It was my dream. Era il mio sogno, io sono venuto qui solo per il concerto di Sting, sono arrivato qui da solo perché nessuno dei miei amici poteva. È stata dura, un lungo viaggio, perché sono arrivato dalla Russia sino a questa città per il concerto. Quando ha saputo che il concerto era annullato? Io sono andato di corsa al parco sotto la pioggia, ma quando sono arrivato la security mi ha dato la notizia. Io ci riproverò ancora, sarà un'altra città, un'altra nazione, magari l'anno prossimo, ma ci riproverò ancora perché è il mio sogno vederlo. Alla domanda se l'ha rattristato la notizia della cancellazione del concerto ha risposto: Yeah, but it's life. Sì, ma è la vita, ci riproverò ancora. E lancia un messaggio proprio a Sting, messaggio che non ha bisogno di traduzioni. Thank you for your music. Anyway, I like this music. Like Sting Police, that's my favorite band. E c'è invece un altro concerto che si terrà stasera, è quello di Cesare Cremonini allo Stadio Euganeo di Padova. Noi ci colleghiamo con Federico Fusetti, che si trova proprio di fronte ai cancelli d'ingresso, credo. Federico, buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono con Federico Cibotto, qui in realtà siamo praticamente nella zona dietro al palco dello Stadio Euganeo, forse lo intravedete dalle immagini che vi mostra Federico Cibotto, e guarda, poco fa è finito almeno una parte del cosiddetto sound check, quindi la prova dell'impianto audio, che vi assicuro di potenza notevole, e la notizia in un certo senso è che la situazione per il momento è molto tranquilla. Stasera alle 21 qui il concerto di Cesare Cremonini, sold out, quindi stadio esaurito, 42.000 spettatori sono attesi per il concerto, e i primi fans che sono già arrivati in realtà arrivano alla spicciolata. Adesso Federico vi mostra, qui alla mia sinistra c'è un gazebo dove vengono accolti i fans, viene consegnato loro un numero che viene scritto sul polso, poi si possono allontanare e tornare più tardi senza perdere la priorità, diciamo. C'è quella possibilità di entrare fra i primi e poi rimanere sotto al palco. Giugno è stato veramente un mese impegnativo per lo stadio, perché ci sono stati gli Imagine Dragons, 2 concerti da 40.000 persone ciascuno, quindi 2 date consecutive, e poi il concerto di Zucchero con 25.000 spettatori, però in quel caso tutti seduti, quindi ovviamente una capienza leggermente inferiore. Questo è accaduto il 28 giugno. Intanto qui tutto intorno allo stadio cominciano a prepararsi, ad approntarsi tutta l'organizzazione riguardante i parcheggi, che sono aperti già da questa mattina, e poi una serie di navette ovviamente che portano dai parcheggi, che sono distanti anche qualche chilometro, fin qui allo stadio. I cancelli apriranno attorno alle 4 e mezzo, e come dicevo i fans che sono già arrivati poi si sono spostati ai 2 lati di questo ingresso, a un centinaio di metri di distanza, perché c'è un po' di ombra, e lì stanno aspettando che appunto aprano i cancelli. Quindi Filippo, se sei d'accordo, qui vi abbiamo mostrato come si sta preparando la parte, diciamo così, organizzativa dietro al palco. Fra un paio di minuti ti richiedo la linea e magari riusciamo a incontrare qualcuno dei fans di Cesare Cremonini. Certo, allora ci rivediamo tra poco. Grazie. Grazie a Federico Fusetti e a Federico Cibotto. Noi voltiamo momentaneamente pagina e torniamo a parlare di cronaca. A Fagarè di San Biagio di Callate, in via Postumia Est, sono stati vissuti momenti di paura per 7 persone tra i 19 e i 42 anni di origine straniera, 5 bengalesi e 2 pakistani, che erano rimasti bloccati su un isolotto sul Piave mentre l'acqua saliva. La corrente, anche a causa delle precipitazioni, era troppo forte per cercare di tornare
dell'area Riva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il SUEM 118 con i loro mezzi e 2 elicotteri. Proprio gli elicotteri hanno caricato a gruppetti di 2 o 3 persone questi ragazzi e li hanno portati in salvo. Seduto qua, dopo guardato 7 persone e dopo guardato prima parli al ragazzo vado qua così e dopo tanti a qua questo, dopo è rischio, dopo è arrivato la polizia qua e dopo la polizia parli e lascia il ragazzo firma qua perché adesso è rischio, tanti a qua questo. Quindi è arrivata la polizia, sono arrivati i vigili del fuoco? Sì, dopo poco, dopo tanta acqua, dopo arriva la polizia, chiamato elicottero e arriva l'elicottero, dopo prendi il ragazzo tutti qua. 1 a 1 li hanno presi, li hanno riportati a Riva? No, 2, 3 così, prima 2 persone 1, dopo arriva ancora l'elicottero totale 2, anche dopo 7 persone e dopo prendi qua. Hanno rischiato davvero tanto, tu li hai visti, erano impauriti? Sì, paurati poco, dopo la polizia parli firma qua, arriva l'elicottero, dopo prendi. Adesso è tutto a posto. Io direi di mettere anche qualche controllo in più, anche qualche militare, qualche ronda che potrebbe effettuare qualche controllo ogni un po' di tempo, ogni ora, ogni 2 ore e mettere dei cartelli. Poi giustamente non possiamo stare dietro alle persone H24, quindi non possiamo sapere se una persona decide in quel momento di farsi un bagno dove semmai può reputare che l'acqua non è accessibile. Ecco. Però insetti in un isolotto con questa corrente è un rischio. Ecco sì, certo che è un rischio, però purtroppo anche le autorità competenti non è che possono stanziarsi qui H24, capisci? Quindi è anche un po' a coscienza della persona che fa queste cose, a pensarci bene. Ora parliamo dell'incendio di vaste proporzioni che ha devastato 3 aziende a Cordignano, quasi 50 i pompieri intervenuti con 6 mezzi per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza gli ambienti. Sono tanti pulmini comunque. 3 aziende distrutte, anni di lavoro in fumo, ma per fortuna nessun ferito. Doveva essere una normale giornata di lavoro in via Col di Lana a Cordignano, invece verso le 5:30 del mattino sono scoppiate altissime le fiamme all'interno delle aziende Tofano e Vintage Wood. Il fuoco ha investito in breve tempo anche una terza impresa, la Lacca, adiacente alle altre 2. Proprio qui dormivano il custode e la sua famiglia, avvertiti in tempo da alcuni operai che arrivavano presto per il lavoro. Sono poi intervenuti quasi 50 uomini dei Vigili del Fuoco con squadre di supporto anche da Belluno, Venezia, Padova e Pordenone per spegnere un incendio che si è rivelato più problematico del previsto. Sul posto anche carabinieri e SUEM 118. Le operazioni sono ancora complesse perché gran parte della parte centrale del capannone è implosa in se stessa, quindi abbiamo difficoltà ad accedere, di conseguenza tutte le operazioni sono concentrate lateralmente. Già aperto un fascicolo in procura a Treviso per capire le cause del rogo, anche se bisognerà attendere il totale spegnimento prima di formulare ipotesi. Non si esclude comunque che un fulmine possa essere l'origine del problema, dato che sulla zona imperversava un forte maltempo. Allo stato attuale non abbiamo ancora fatto nessuna ipotesi, perché appunto prima ci concentriamo nel mettere in sicurezza l'area e poi faremo le dovute indagini in collaborazione con i carabinieri. Le aziende interessate sono la Tofano, specializzata nel recupero di alcuni rifiuti speciali, tra cui l'amianto, ma non nella sede di Cordignano che era già stata bonificata, una sua derivata, la Vintage Wood, che si occupa della lavorazione del legno di recupero producendo mobili, pavimenti e semilavorati, e la Lacca, grossista di prodotti per fioristi. Preoccupazione naturalmente anche per la qualità dell'aria, carica di materiale tossico, che i tecnici dell'ARPAV sono usciti prontamente a misurare. Sono stati fatti una decina di campionamenti, stavano misurando la qualità dell'aria a Cordignano, tutti questi dati verranno inviati in laboratorio. Allora, da quello che è bruciato possiamo stare relativamente tranquilli per quanto riguarda la qualità dell'aria. A scopo precauzionale abbiamo avvisato la popolazione di evitare di uscire se non necessario, di tenere le finestre chiuse e per ulteriore scrupolo abbiamo avvisato il gestore del centro estivo e del GRES parrocchiale di oggi di fare attività al chiuso per i bambini piccoli.
Oltre 30 anni di lavoro in fumo, lo dice la titolare della Vintage Wood, Cinzia Solighetta, anche assessore del comune di Cordignano. Questa è la nostra attività nata da 2 persone che facevano i dipendenti e da 35 anni questo è quello che abbiamo costruito. La Tofano è una ditta che fa ristrutturazione, è un'impresa edile, e poi abbiamo un marchio, la Vintage Wood, che si occupa di legno di recupero. Nel mezzo, diciamo, che è confinante con un'altra azienda che è dall'altra parte, e hanno visto delle fiamme che uscivano e da là questo è il risultato. Una vita dedicata al lavoro, partendo come dipendente per poi diventare titolare. Cinzia Solighetta, anche assessore al comune di Cordignano, non sa darsi pace, anche perché scrupolosamente aveva messo tutto in sicurezza prima del weekend. Sabato i miei figli sono qua, avevano messo grandine e quindi abbiamo parcheggiato i mezzi dentro per non distruggerli dalla tempesta. E in realtà questo è il risultato, che tutti i mezzi sono dentro, tutta l'attrezzatura è in quella parte di capannone e purtroppo è andato tutto distrutto. Un dolore profondo che deriva anche dal fatto di aver sempre ottemperato a tutti gli obblighi. Siamo un'azienda certificata con l'OG1, l'OG2, certificata sulla sicurezza, sull'ambiente, di tutto e di più, però purtroppo questo è il risultato finale. Questo dispiace per me, dispiace per tutti i dipendenti e le maestranze che lavorano per noi. Ringrazio davvero tutti quelli che ci stanno dando una mano, i vigili del fuoco, e questo è. L'azienda è comunque assicurata, anche se i tempi del risarcimento non saranno brevi. I vigili del fuoco hanno permesso comunque il recupero di computer e documenti indispensabili per poter in qualche modo ripartire. Dobbiamo cercare di andare avanti, quindi noi ci stiamo già organizzando e tirando fuori le carte, perché questi erano i nostri uffici. Comunque anche tutti gli incartamenti sono una parte importante del nostro lavoro, i nostri cantieri effettivamente sono fuori. Cercheremo in un paio di giorni di cercare di mettere in moto di nuovo tutto. Ci sono tutti i miei dipendenti, stamattina alle 6 erano tutti presenti, purtroppo non potevamo fare niente. Incredulità anche per i 2 titolari della Lacca, devastati dall'episodio, che però non vogliono parlare. Il titolare è distrutto, tutti e 2, sono 2 fratelli, azienda che era in piedi da anni, ancora prima dei loro genitori, per cui sì, non ci sono parole, insomma. C'era anche l'idea di fare qualcosa in più, ovviamente adesso devi ripartire da zero. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, ora parliamo di politica, perché tra il Veronese, il Vicentino e il Padovano ieri è stata una giornata veneta per il vicepresidente del Consiglio e presidente di Forza Italia Antonio Tajani, che ha affrontato diversi argomenti di stretta attualità. Sentiamo. Ma noi vogliamo vincere, si troverà il miglior candidato possibile, attorno a un tavolo si siederanno i rappresentanti dei partiti, noi faremo le nostre proposte. Io credo che la proposta di Flavio Tosi sia una proposta competitiva, poi si vedrà. Noi non vogliamo imporre nulla a nessuno, ma non vogliamo neanche che ci venga imposto da altri un candidato. Però è normale che ci sia un confronto, troveremo il candidato migliore e chiunque sarà il candidato noi daremo il massimo perché il centrodestra possa vincere bene in Veneto. Noi certamente saremo protagonisti del prossimo governo, perché tutti i dati dei sondaggi ci danno in crescita, quindi sono ottimista da questo punto di vista. Faremo tutto ciò che è il nostro potere per far vincere il candidato di centrodestra, sia esso Tosi o sia qualunque altro venga scelto dalla coalizione centrodestra. I rapporti vanno benissimo, governiamo bene assieme, parteciperemo insieme alle campagne elettorali delle prossime regionali, comprese in Veneto. Ma siamo partiti diversi, no? Noi siamo un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, atlantista, europeista, siamo parte del Partito Popolare Europeo, abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre proposte. Per noi la cittadinanza è una cosa seria e quindi servono regole serie. Abbiamo presentato una proposta di legge che si chiama Ius Italia, deve essere seria la concessione della cittadinanza
a chi va a scuola in Italia e non è cittadino italiano. Noi diciamo che dopo 10 anni di scuola, 10, quindi non c'entra nulla la nostra proposta con quella della sinistra, dopo 10 anni uno può chiedere la cittadinanza, vale a dire la può chiedere a 17 anni, 10 anni di scuola finisce a 17 e la chiedi a 18 hai la cittadinanza. Perché questo? Perché io voglio che i giovani non figli di italiani, qui parliamo sempre di persone regolari eccetera, che stanno in Italia siano formati imparando l'italiano, la storia italiana, la geografia italiana, le leggi della Repubblica, l'educazione civica, la Costituzione. Altrimenti, come oggi, tu a 18 anni diventi cittadino italiano, anche se hai studiato in una madrassa. E che io voglio che chi diventa cittadino italiano sia un cittadino italiano vero, non finto col passaporto. Quindi la nostra proposta di legge è una proposta che rende più seria la concessione della cittadinanza, non è affatto automatica, quindi consiglio a tutti coloro che intervengono in questo dibattito di leggere la nostra proposta, cioè non serve insultare, non ho nessun colpo di sole, conosco quello che ho scritto, conosco quella che è la situazione nelle scuole, ecco, consiglio di leggere e poi si fa un dibattito serio, ma non c'è nulla di male, nessun problema nella maggioranza, non è un tema parlamentare, non è un tema di governo questo, come era un tema parlamentare quello del terzo mandato. Si è parlato di terzo mandato e può parlare anche di Ius Italia, tutto qua. Comunque, se vogliamo anche entrare nella materia, basta leggere il punto 6 del programma del centrodestra con il quale abbiamo vinto le elezioni, cosa c'era scritto? Che il centrodestra si impegna a integrare economicamente e socialmente i migranti regolari. Che cosa vuol dire? Allora, torniamo ad Asolo dove Vanessa Banzato credo abbia trovato un residente che ha subito dei danni da quest'ultima ondata di maltempo. A te Vanessa. Buongiorno di nuovo Filippo, a te e alle persone che ci stanno seguendo. Sì, ci siamo spostati in realtà di qualche chilometro e siamo sempre ad Asolo in località Lauro. Con me un residente, Giuseppe Bittante, che ieri davvero ha vissuto momenti di paura perché ha detto via Lauro era un fiume, un po' come è successo tra l'altro, come abbiamo riportato anche poco fa nella nostra diretta a Casella d'Asolo, a Villa d'Asolo, stessa cosa, forse anche peggio qui a Lauro. Sì. Purtroppo queste situazioni si stanno ripetendo con frequenza annuale, per non dire anche 2 o 3 volte, e diciamo che la situazione, specialmente per i condomini qui davanti, è un po' critica perché le ultime volte hanno avuto conseguenze molto gravi e mi sembra da sentire che anche con le assicurazioni non è che passi il tempo e non si riesce a... Bisognerebbe che questo problema fosse preso per mano dalle varie istituzioni, gli organismi che dovrebbero fare qualcosa. Certo, anche perché si diceva non è più un'eccezionalità, non è più un caso che succede una volta ogni tanto, qua si ripete tante volte ogni anno. Sì, 2 o 3 volte sicure e purtroppo gli ultimi 4, 5, 6 anni bisogna prendere atto che ci sono queste situazioni e trovare le cause e le soluzioni per risolvere il problema, insomma. Ecco, chiedo a Renzo Rigon se può inquadrare ancora, proprio restano i resti, un gioco di parole, di quello che è stato portato dalla corrente dell'acqua tra ieri sera e le prime ore della notte, e diceva che addirittura le macchine dei residenti nei condomini vengono a parcheggiare davanti a casa sua perché è leggermente rialzato. Sì, io per fortuna abbiamo questo posto che è un po' più alto e il mio parcheggio qui dei locali fa da, diciamo, accettazione automobili per i residenti qui sotto, che io volentieri do una mano, insomma, ecco. Però lei dice basta, siete esasperati, siete stanchi? No, personalmente sono sempre riuscito a salvarmi, però gli abitanti, la popolazione, la gente che è qui davanti, anche ieri sera hanno detto che basta, perché appunto non è che le assicurazioni risolvono il problema.
purtroppo i problemi vanno risolti alla radice e intanto cominciando quel poco che si può fare e dopo come qualcuno, anche l'amministrazione ci aveva detto, con sto piano acque che speriamo che venga preso per mano, insomma. Insomma, hai sentito, sono demoralizzati, sono stanchi soprattutto del verificarsi di queste situazioni ogni anno, più volte all'anno. Da Asolo, Filippo, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato per questa testimonianza. Noi invece torniamo a vedere che fine ha fatto Federico Fusetti, che si sta girando per lo stadio Euganeo dove stanno arrivando i primi fans di Cesare Cremonini. A te Federico. Buongiorno Filippo, so che invidi molto me Federico Cibotto, che siamo qui in mezzo ai fans di Cesare Cremonini. In realtà adesso insomma, abbiamo fatto un po' il giro dello stadio come hai anticipato, siamo da un'altra angolazione che dimostriamo l'esterno dello stadio. Dicevo 42.000 fans attesi per questa sera, ne sono arrivati pochi ancora, quindi la notizia è un po' anche questa. Sono quasi tutti concentrati in 2 zone all'ombra all'esterno dello stadio dove stanno aspettando, adesso andiamo da loro, dove stanno aspettando che aprono i cancelli, un'apertura prevista attorno alle 16:30, quindi qui c'è chi sta all'ombra, chi prende il sole, la temperatura insomma è comunque molto sopportabile, non c'è così tanta umidità. Proviamo a chiedervi, scusate, non volevamo disturbarvi, come? No, per sapere da dove venite. Brescia. Da Brescia, e siete fans di Cesare Cremonini? Super fan. Quindi non è il primo concerto? No, non è il primo concerto, è da anni che lo seguiamo. Filippo, qui funziona che viene messo, Filippo è il mio collega nello studio, che viene messo un numero sulla mano, poi in base al numero si entra, quindi voi siete messe molto bene, direi. Anche lei da Brescia? Sì. E anche lei fan di Cesare Cremonini? Sì. Dove è già stata a sentirlo? In questo tour a Bologna, sì, e poi andrò sabato a Torino. Oggi cosa vi aspettate? È uno spettacolo come sempre. Si balla poi sul prato? Sì, tantissimo. E qui direi che insomma la situazione è anche buona, cioè nel senso che aspettate all'ombra e quindi non è così male. Sì, qua è perfetto. Sì. Grazie, buon divertimento naturalmente. Possiamo chiedervi da dove venite? Da dove venite? Veniamo da Rovigo. Fans di Cesare Cremonini o per vedere un concerto? No, fan di Cesare Cremonini. Già visto? No, non ancora, primo concerto. E avete il numero? Siete ottimi direi, numeri ottimi. Meglio all'ombra o al sole? No, aspettate, all'ombra voi. All'ombra. Alle 4:30 aprono? Sì. Avete viveri da bere? Che cosa avete con voi? Abbiamo panini, patatine, acqua. Bene, allora buon concerto naturalmente. Ciao, grazie. Ecco, vedi, situazione molto tranquilla, Filippo, come ti dicevo, e effettivamente insomma la sistemazione qui è buona, un'ombra che aiuta ad aspettare. Non dimentichiamo però che quando apriranno i cancelli alle 16:30 ci sarà da aspettare fino alle 21 e quindi non è poco. Comunque insomma intanto stanno continuando ad arrivare, 42.000 attesi questa sera. Per il momento Filippo ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti e Federico Cibotto in collegamento in diretta da Padova. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, andiamo a Venezia. La partecipata mobilitazione di cittadini ambientalisti che si sono opposti all'abbattimento dei platani di Campo Sant'Agnesi ha dato i suoi frutti. In settimana ci sarà una controperizia per verificare lo stato di salute degli alberi. Una buona notizia è quella che arriva dal Comune, l'autorizzazione alla controperizia per i platani di Sant'Agnese. Alla fine, carte alla mano, l'hanno avuta vinta loro, i platani di Campo Sant'Agnese a Venezia. La controperizia per accertarne l'effettivo stato di salute concordato con l'amministrazione comunale entro la settimana in corso, grazie alla decisa mobilitazione di numerosi consiglieri comunali, cittadini, studenti e ambientalisti, con in testa l'associazione spontanea sorta proprio a tutela dei platani. Associazione che rilancia, chiede una mappatura dei quasi 100 alberi il cui destino sarebbe già stato deciso e per buona parte dei quali, non è escluso, potrebbero essere richieste nuove controperizie.
E inoltre chiederemo una mappatura, cioè vogliamo sapere i prossimi 90 alberi che intendono abbattere quali sono, perché solo se la cittadinanza lo sa e se vede le perizie di questi alberi può essere sicura che sia così, oppure controporre una controperizia. Specifichiamo che la controperizia che vorremmo fare sarà a nostre spese. Riteniamo che la gestione del verde pubblico si sia occupata troppo di fiori e tulipani e poco di patrimonio arboreo, che è molto importante per la città, sia per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento, sia per le zone di calore che la città in questo momento sta soffrendo. L'autorizzazione a procedere con la controperizia permette di comprendere che non ci saranno né le promesse ventilate denunce né prove di forza nei confronti di quanti si sono opposti ai citati abbattimenti. È mancata completamente la trasparenza perché i cittadini non sono stati avvisati di quello che stava per succedere e questo è molto grave. È necessario capire se le perizie che il Comune ha effettuato un anno fa sono ancora valide. Ricordiamo che un albero di Sant'Agnese era stato classificato in categoria D ancora nel 2019 e successivamente è risultato in categoria C, quindi diciamo è guarito. Ci sono uffici in cui la carenza di personale va dal 50 all'80% dei posti previsti in pianta organica. Stiamo parlando del Tribunale di Belluno, la protesta dei sindacati. La carenza di personale limita e rischia di compromettere il corretto funzionamento dei presidi di giustizia in provincia di Belluno. CGIL, CISL e UIL si uniscono per denunciare la grave situazione in cui versano da anni la Procura della Repubblica, il Tribunale, l'UNEP, l'Ufficio del Giudice di Pace e la Casa Circondariale di Belluno, chiedendo al prefetto l'apertura di un tavolo di confronto per l'individuazione di soluzioni concrete e risolutive. In procura la percentuale di scopertura è del 47%, vi operano 14 lavoratori rispetto ai 26 previsti dalla pianta organica. In tribunale ci sono 22 lavoratori rispetto ai 45 previsti dall'organico, con una percentuale di scopertura del 50%. All'UNEP sono solo 6 rispetto ai 15 previsti, con una scopertura del 60%. Nell'ufficio del giudice di pace di Belluno la carenza di personale è inaccettabile, la percentuale di scopertura è dell'80%. Alla casa circondariale di Belluno lavorano 6 persone su un organico di diritto previsto di 16 unità, con una carenza del personale pari al 63%. Ora parliamo dell'incontro che si è svolto a Campo San Martino, in provincia di Padova, sulla spiaggetta della morte lungo il Brenta. Ecco cosa è stato deciso. Le scritte saranno in cinese, arabo, inglese. Il messaggio chiaro: divieto di balneazione. Questa mattina c'è stato un importante incontro in municipio a Campo San Martino sulla spiaggetta della morte lungo le rive del Brenta, dopo che nelle scorse ore erano stati sorpresi nuovamente dei bagnanti in acqua in un punto pericoloso dove negli anni sono morte numerose persone. Verranno presto messi dei cartelli in lingua straniera. Presenti all'incontro il sindaco Dario Luigi Tardiva e il consigliere regionale Luciano Sandonà insieme alle forze dell'ordine e ai tecnici. Abbiamo chiarito ulteriormente il tema delle competenze, il tema sanzionatorio e il tema importante che fortunatamente con le forze dell'ordine si sta facendo un ottimo lavoro. Le presenze nella zona a rischio, quindi questa spiaggetta vicino al fiume Brenta a ridosso del ponte di Campo San Martino, sono state ridotte di oltre il 70%. Quindi la popolazione, soprattutto straniera, che frequenta quell'area, ha capito della sua pericolosità e non entra più in acqua. Anche la presenza di immondizia è stata notevolmente ridotta e quindi c'è questa sensibilità sull'argomento. I cartelli con le scritte nelle lingue verranno collocati a breve in tutta l'area. Intanto le presenze, visti numerosi appelli, sono calate, segno che il messaggio è stato recepito dalla popolazione. Saranno collocati a brevissimo dei cartelli multilingue che si aggiungeranno ai cartelli già presenti nella spiaggetta. È stato intensificato il controllo da parte delle forze dell'ordine, non per sanzionare ma per prevenire quelle che sono degli eventi luttuosi, e il che in tutta questa azione coordinata da parte di tutti gli enti preposti ha portato a una diminuzione del 70-80% delle persone presenti nella spiaggetta, dove appunto è nota a tutti la pericolosità. Per la prossima settimana è previsto un incontro anche con il Genio Civile, che ha competenza di quel luogo. Intanto nel fine settimana sono proseguiti i controlli intensificati dei carabinieri lungo le rive del fiume Brenta, dove la balneazione è vietata anche a Fontaniva e Carmignano, identificate in tutto 21 persone.
Il comune di San Zenone degli Ezzelini si è aggiudicato un importante contributo regionale in attesa della sentenza del TAR sulla richiesta risarcimento per i ritardi delle opere compensative della superstrada pedemontana veneta. 660.000 euro, a tanto ammonta il contributo regionale che si è aggiudicato il comune di San Zenone degli Ezzelini, destinato a interventi per il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale. Un risultato ottenuto partecipando al bando, rispetto al quale sono state presentate 327 domande, di cui 288 ammesse a contributo e solo 40 finanziate. Ma, precisa il sindaco Marin, questi soldi non hanno nulla a che vedere con il risarcimento che spetterebbe al comune dalla regione, per cui si attende ancora la sentenza dopo l'udienza al TAR dei giorni scorsi. Siamo stati aggiudicati proprio come il comune più alto in provincia di Treviso e il secondo in tutto il Veneto. Questo contributo andrà quindi a contribuire alla realizzazione della seconda rotatoria, quella della questione appunto che riguarda l'accordo sulle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, però non ha a che fare con le somme che il nostro comune aspetta come risarcimento ormai, perché questo stiamo chiedendo ora alla regione per quanto riguarda appunto l'accordo delle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, perché oltre a queste somme come comune dovremo andare ad aggiungere il costo di realizzazione della rotonda totale, ma anche di tutte le altre opere che sono previste, cioè la riqualificazione di via Marconi e di via Roma. L'importo attualmente del progetto è di 5.560.000 euro, per cui stiamo parlando davvero di una cosa consistente. Adesso attendiamo la sentenza, attendiamo fiduciosi, però appunto si va avanti perché gli accordi vanno rispettati, l'hanno detto anche 3 sentenze e quindi noi andiamo avanti. Tra l'altro, quando dovrebbe arrivare questa sentenza? Avete già sentore? Noi si spera arrivi entro la fine dell'estate, insomma, che nelle prossime settimane comunque di avere già notizie e sapere come poi potremo procedere per vedere finalmente compiute quelle opere che ci spettano. Certo è che è stata fondamentale anche la sua presa di posizione ferma. In effetti, se non prendevamo posizione, se non eravamo convinti appunto di quello che dicevamo, di quello che era scritto, tutto sarebbe andato perso. Non è andato perso, non è stato appunto tra virgolette un sacrificio quello che abbiamo fatto, ma è stata una cosa dovuta perché dobbiamo vederci riconoscere le opere che ci spettano, dobbiamo vedere riconoscere i diritti dei nostri cittadini e della nostra comunità. Ora parliamo dei lavori per le nuove linee del tram di Padova, perché commercio e cantieri non vanno sempre d'accordo e per cercare di capire che soluzioni mettere in campo il presidente di Ascom Patrizio Bertin incontrerà i commercianti di Ponte di Brenta. Ci sono varie tasse e parliamo di tasse magari indirette, okay? come è stato fatto a Padova, l'insegna, la Tari, l'IMU, qualsiasi forma di aiuto che uno può dare lo deve mettere sul tavolo, perché Padova ha fatto la sua parte, però i comuni con Termini oggi non abbiamo percezione che sia raggiunto nessun tipo di accordo. Queste le richieste di Ascom a nome dei commercianti interessati dai lavori per le 2 nuove linee del tram che stanno interessando Padova e altri comuni della provincia. Il comune capoluogo ha già iniziato a ridurre le tasse, l'invito è che anche gli altri comuni lo seguano. A breve un incontro con i commercianti di Ponte di Brenta, uno dei quartieri padovani più toccati dai lavori, per capire dalla viva voce di chi ci vive quali sono le criticità. La situazione è dettata dalle conseguenze di questi lavori che stanno mettendo a dura prova il nostro mondo. Noi chiediamo appunto collaborazione, vogliamo che i negozi non debbano per forza chiudere, anche se il momento è il momento estivo, quindi ha un suo perché, però nel momento estivo blindare la città in questa maniera sta comportando delle difficoltà oggettive ai nostri associati. Per questo noi andiamo a sentire, e lo andiamo a sentire senza presunzione di avere la medicina per curare questi cantieri, ma bensì per capire se possiamo aiutare dal punto di vista economico. È stato promosso nonostante si sia rifiutato di sostenere l'orale all'esame di maturità. Ai nostri microfoni Gianmaria Favaretto, lo studente del liceo Fermi di Padova, spiega la sua decisione fuori dagli schemi che ha lasciato di stucco i professori. È una cosa che è partita soprattutto per le mie sensazioni, nel senso per come vedevo i miei compagni di classe, per come vedevo che affrontavano anche le prove, le verifiche, le
le interrogazioni e soprattutto per come diciamo, interpretavano i voti. Ecco. Gianmaria Favaretto ha motivato così la sua scelta di non sostenere la prova orale della maturità. Neodiplomato al liceo scientifico Fermi di Padova, il ragazzo si è presentato davanti alla commissione sapendo di essere già matematicamente promosso e ha spiegato la sua volontà di non rispondere alle domande. I professori stupiti hanno provato a convincerlo, ma lui è rimasto fermo sulle sue posizioni. Loro mi hanno chiesto perché erano stupiti, insomma un po' spiazzati anche, e io ho spiegato che appunto sono un po' contrario insomma, all'esame in sé e che insomma prendendo questa scelta, come ho già detto, anche magari sbagliata, conto di poterne imparare di più rispetto che a facendo una cosa che non comprendo, non capisco, con cui non sono d'accordo, solo perché lo fanno gli altri. L'ansia del voto, il dover basare la propria vita scolastica su un giudizio finale piuttosto che viverla come un'esperienza formativa. Gianmaria con il suo gesto di sfida ha voluto esprimere così la sua protesta contro il sistema di valutazione scolastico. Spesso mi sembra di vedere che i ragazzi siano proprio attaccati al numero, al 7, l'8, qualunque cosa sia, nel senso, e mi sembra che non capiscano che valore effettivamente ha questo voto, nel senso che se è frutto di un percorso di impegno da parte dello studente, che non per forza corrisponde a una valutazione dello studente. Ecco. Tecnicamente nulla può vietare allo studente di non rispondere all'orale. Gianmaria con i punteggi delle prove scritte era già arrivato a 62, il voto minimo dei colloqui sono 3 punti e quindi alla fine il ragazzo è uscito con 65. Per me ci sono altre cose che fanno crescere, che fanno effettivamente maturare le persone. Io sono stato bocciato 1 anno e credo che quell'anno che ho ripetuto mi abbia insegnato molto di più di queste 3 prove. Gianmaria Favaretto, giocatore di rugby, ora pensa al suo futuro, nei suoi piani, l'università e anche qui voti con cui confrontarsi, ma questa è tutta un'altra storia. Io alla fine comunque non voglio andare contro a tutte e tutti, nel senso io ho espresso la mia idea, la mia opinione, come penso sia giusto. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG con la regia Francesca Pezzo e Italo Morao. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta alle 18:50, il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e quindi alle 21:15 il consueto appuntamento con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.